Scaricate la nostra applicazione, questi sono degli spot a favore della nostra applicazione, ne siamo fieri, siamo i primi in Italia, RTC targato Napoli Jukebox, potete richiedere le vostre canzoni preferite, entrate, se siete Android chiaramente, nel vostro Play Store e scrivete per intero RTC targato Napoli Jukebox. Sullo smartphone, nel momento in cui la scaricate, ma questo lo sapete molto meglio di me, ma in ogni caso insisto e vi voglio accompagnare passo passo, questa è la schermata che vedete sul vostro telefonino. A questo punto l'applicazione la dovete soltanto aprire. Quando la aprite potete decidere se ascoltare semplicemente la radio o seppure diventare parte fondamentale della nostra programmazione musicale, perché potete scegliere richiedere le vostre canzoni preferite. C'è una sezione dedicata agli artisti della musica napoletana, sezione infinita, come infinita la sezione dedicata alle canzoni che potete scegliere. Quando avete scelto la canzone che volete ascoltare, vi raccomando di cliccare su prenota, perché altrimenti non succede proprio niente. Quando avete prenotato la vostra canzone preferita, sullo smartphone appare questa scritta: prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata, ok, cliccate su ok, perché altrimenti non succede proprio niente, e dopo poco la vostra canzone sarà in onda su RTC targato Napoli. E adesso il testimonial di questo spot. Dico sempre che noi con le canzoni di Napoli ci facimmo amore, tenendo presente tutte canzoni, ecco, dell'artista con il quale noi avremmo sicuramente fatto l'amore. Siamo degli infedeli, ecco, continui, ma ci piace perché la musica è anche questo. Tanto con la musica non è che una canzone si offende se noi la tradiamo con un'altra, è un fatto che resta tra noi e la canzone. Signori, Gianni Fiorellino, eccolo qua. Eccoci qua. Quanto a tradimenti negli ultimi tempi ne ho scritte, ne ho cantate di storie tradite, devo dire. Innanzitutto, buonasera a tutti. Complimenti per il taglio di capelli. Buongiorno, buonasera, ciao. Perché tanto insomma è la rete. Ciao, quindi, ciao. Senti, per il taglio di capelli, perché ti dona, a parte che si rende molto più ragazzino di quello che sei. È inutile dirti che pure tu hai perso un po' di... Sì, ma non i capelli. No, anzi, si perdi i capelli... Te li vedo valutati, te li vedo... Sì, stanno crescendo. Sarà la magrezza. Uno sicuramente. Più dimagrisce, più si vede i capelli. Perché quando uno è un po' in sovrappeso viene fuori qualche difetto in più, ovviamente, già il sovrappeso che si può chiamare difetto, e quindi adesso invece sei bello dalla testa ai piedi. Ma pure tu sei bellissimo, più giovane che mai. Meno male. Più volte papà, tra l'altro. È una notizia in anteprima. Fra qualche mese diventerò papà di Mattia Giovanni. Ah, avete già scelto? Mattia Giovanni, un maschietto. Mattia Giovanni. E dovrebbe essere i primi 15 giorni di luglio, insomma, più o meno. Vabbè, più o meno. Stiamo registrando a gennaio. Ci vuole un po' di tempo. C'è più o meno un annetto, anzi meno di un annetto. No, però, su 5 mesi. Vabbè, però là invece sta l'inverno, primavera. Vabbè, è normale, però sai, poi quando stai per diventare padre... Insomma, ti accorgi che nella casa cambia aria, quindi è come se già stesse tra di noi a mangiare e a dormire. È una sensazione meravigliosa, quindi aspettiamo con ansia. Senti, allora, con le canzoni di Napoli ci facciamo l'amore. Dimmi un pezzo di Napoli, che non sia tuo, chiaramente, con il quale hai fatto l'amore spesso. Ma dipende, insomma, perché ci stanno tantissime canzoni che hanno accompagnato non solo i momenti sentimentali di ognuno di noi, in particolare pure i miei, però diciamo che forse di napoletani non ne ho sentiti tanti, ma io non amo sentire la canzone in sottofondo. A me sottofondo ma forse non ci si è capito. Ho capito che mi sono sposato con quella canzone, no, ci ho fatto proprio l'amore. No, allora siete voi, che mi mettete pensieri. Non ti ho acchiappato. No, siete voi che mi mettete pensieri hot che non ho. No, perché? Nel senso che questa frase, noi che canzone Napoli ci facciamo amore, intendo dire che poiché siamo, sai tutte le cose che ci sono intorno, per esempio questa poltrona sulla quale ti siedi, che ne so, lo spazzolino per i denti, il cucchiaio con il quale mangi. Ti accompagnano in mezzo a queste cose ci stanno pure canzone. Perciò mi sono sposato, nel senso che ho condiviso una canzone in momento. Nel senso che un pezzo di Napoli che ti gira intorno come una cucchiaia, come la spazzola, il phon se lo usi, non lo so, il gel. No, secondo me però non è... allora, è di un napoletano.
No, una canzone È napoletana. di un napoletano. No, non è napoletano, è ancora di De Crescenzo. È di un napoletano. Ah, di un napoletano. Ah, perché l'ha scritta Mattone. No, perché pure De Crescenzo è napoletano. E De Crescenzo è napoletano. Pure Ma Mattone non è napoletano. Ah, Mattone certo è che è napoletanissimo. napoletanissimo. Mattone è stata la storia della mela, faceva i piano bar alla ma mela. vivi a Roma però, Sì, vabbè, insomma, come tutti quelli là che hanno emigrato da Napoli. Ma non... Allora, sono due napoletane. Quindi napolitano, però è tradotto in italiano. Insomma, ancora è Ancora una canzone che mi ha accompagnato tante volte in molti percorsi della vita, e quando mi metto a pianoforte è come se mi riferissi sempre a quell'armonia, in qualche modo, non lo so, decrescenziano, un po' così. Poi nel tempo, insomma, l'ho fatta pure un po' mia, qualche volta l'ho anche cantata, che sei? No, però sai, questo fatto del mattone, della musicalità di Mattone, ma anche di De Crescenzo, non sei l'unico, perché c'è proprio un filone preciso. Vabbè, ma quella è la storia. Io poi arrivo dal maestro di De Crescenzo, che è Stevie Wonder, no? Il filone è quello là, che dagli anni 70 ha un po', diciamo, stordito tutti i cantanti ai quali piace la buona musica e la buona vocalità, e quindi così è stato. De Crescenzo arriva sicuramente da un filone di Stevie Wonder, come arrivava anche Alex Baroni da quel mondo là. Quindi insomma è tutto un mondo che io ho sempre amato, però il Mamma Santissima è sempre Wonder, ovviamente, perché ci sono dei pezzi di Wonder che secondo me tradotti in napoletano potrebbero diventare delle grandi canzoni napoletane. Ma sono d'accordo. C'ha delle melodie che non conosciamo tutti, perché non sono tra i più famosi. Ma è così, ci metto teste napoletane, è perfetto. È perfetto. Proprio, sì. Ma secondo me qualcuno ha rubato pure. Ma non è facile, sarà un grande ladro, perché non è facile rubare. A Stevie Wonder. No, ha rubato fin dove gli è riuscito. Ecco. Senti, allora, cittadini del mondo, non vi devo parlare di Fiorellino, perché insomma Fiorellino tra l'altro lo conoscete benissimo, però è giusto dirvi che questo signore a Napoli, io credo che sia il nostro talento più, come preferisci che io dica, il più variegato, il più multifunzionale? Longevo. È il nostro talento più... No, talento no, il più longevo. Allora, cioè, perché effettivamente, forse insieme a qualcun altro, grande amico mio, che io stimo tantissimo, credo che io nel mio piccolo sia riuscito a conquistare varie generazioni nel tempo. E questo significa essere un po' più longevi, diciamo, nella musica. È il più longevo. No, insieme a qualcun altro. Perché secondo me uno che fa esempio a Napoli è Franco Ricciardi. Certo, perché insomma non ha 20 anni, ma si riferisce ancora alle ragazzine, no? Certo, e quindi per me longevo come Ricciardi ce ne sono pochi in questo settore, perché non significa cantare da 30 anni, ma è cantare alle generazioni nuove da 30 anni che ha un significato importante. Ecco, no, però mi piaceva anche sottolineare che insomma, quando uno incontra Gianni Fiorellino incontra un musicista, ecco, pieno di colori, pieno di suoni, e ci sono nell'ultimo periodo a Napoli ha piazzato un po' di melodie che sono secondo me che resteranno. Queste sono longeve. Longeve si dice? Sì, penso di sì. Essere, ma se non si dice non ce ne importa proprio. Lunga conservazione. Ecco, lunga conservazione. Prima che Fiorellino arrivasse a Sanremo e che quindi tutti i cittadini del mondo conoscessero delle cose di lui e si incuriosissero a Gianni Fiorellino, a Napoli comunque, insomma, a parte Un girasole, che sicuramente molti di voi avrete ascoltato anche per un minuto, però c'è una canzone bellissima. Ecco, questo è il microfono, adesso Pino Fontana agevola tutto. Qual è? La cosa, ecco. Allora, la canzone si chiama 3000 scuse. Mamma mia. Un momento. Che è lo stesso autore che oggi mi fa parlare con i ragazzini, sempre stesso. Vedi? Che? D'Agostino. Certo, ecco, allora, io faccio l'amore con questa canzone. Ma perché si ti accompagna a casa, se vennero 3000 scuse, si capisce cambieranno as. Lascia perdere so già 3 mesi, si era a nascere qualcosa tra noi, e tenuto tu pure non sa che sarà da può fare. Ecco. Voglio parlare con te senza telefonare, che ne sai? Che ne sai? Posto, già fa un presentatore, un momento. E perché no, mi è venuto quasi automatico. Ma ne manca, fai tu. Però parliamo del 97-2017, sì, cioè 20 anni precisi. Appunto, sì, però prima di arrivare a Voglio parlare con te, io volevo parlare perché c'è un altro pezzo, questo che hai cantato adesso, 3000 scuse, veramente faccio amore esagerata. Però c'è un altro pezzo che mi piace assai. E qual è? Parlami te. Ecco,
Fammi sapere... Aspetta, ripeti un attimo. A Cirema, grazie. Fammi sapere come è brava a far morire, a me tagliami l'anima. Non ne farò questi mezzi parole, perché le fatte caga vecchio cuore, non sai fare, tanto può fare. A Cirema, devo da piette più belli ricordi, dei pavi che lacrime. Guarda mi faccio, raccontami e poi fammi sentire inutile. Di me che forza innamorare così non sentiva per me. Insomma, questa è Napoli nel mondo, e quando vi ripeto spesso, lo ripeto spesso anche alla radio, che la nostra musica avrebbe bisogno di una maggiore promozione e anche di una maggiore attenzione, e mi dispiace per chi, insomma, mi dispiace per chi non ci conosce, perché si perde delle emozioni veramente meravigliose. Poi, passando, a proposito delle canzoni, vedi quante volte io faccio l'amore con te, e voglio parlare con te. Attenzione, 3 canzoni, 3 testi di Vincenzo D'Agostino, sì, che dovreste conoscere nel mondo, penso, qualcosina, prego. Voglio parlare con te senza telefonare, da già vera vicina, o posto scegli tu, perché da già guardare, sotto un quarto di luna, non voglio sbagliare più, forza hai ragione tu, io che ci posso fare, se il cuore se ne va, rinde male pensiero. Però sì pure tu che non mi puoi capire, volessi vedere a te se fosse come a me, non sai che male fa, se non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, ti cerco scusa ancora, si sono gelose te. Ecco, allora un attimo, prima di arrivare all'ultima fammi dire una cosa, poiché a me non mi piacciono le cose a metà, cioè purtroppo, cioè, nel senso che io sono bianco, sono nero e mi assumo anche la responsabilità. Questi sono pezzi napoletani, attenzione, perché anche dalle nostre parti, in giro per il mondo c'è tanta musica confusa che va paré, ma non è. E visto che io lavoro e amo la musica napoletana, questi sono pezzi che hanno dentro tutta la Napoli dei nostri giorni, la Napoli che noi viviamo. Noi amiamo così, comunichiamo così, parliamo così. Ecco perché io faccio l'amore molto spesso con Gianni Fiorellini. È una cosa meravigliosa che mi è capitata negli ultimi tempi, è che un rientré c'è stato, si può dire rientré? Sì, c'è stato, sì, diciamo, un po' studiato, non a tavolino, ma pensato, diciamo così, con dei pezzi furbi, dei pezzi giovani, freschi, ma la stessa generazione, e parlo sempre di generazione perché tanto un cantante quando ha un successo si rivolge a tutta una generazione precisa, e io oggi mi rivolgo a bambini piccolissimi che a 8, 10, 12, 14 mesi le mamme mi mandano i video attraverso la pagina per farmi vedere che sti bambini accennano le vocali appresso a queste canzoni mie, però quelli là sono bambini che io pensavo ascoltassero solo un certo tipo di musica, cioè quella ballabile, quella con un linguaggio preciso, quella un po' più free, quella un po' più freestyle, quindi rap. Invece no, perché mi sono ricreduto, anche la nuova generazione, i piccolini, i ragazzini di 12, 15, 16, sentono voglio parlare con te, e certo, si sono innamorati non so quante migliaia di persone su una canzone che è una grande melodia, una canzone che mette comunque, non so come dirti, anche a disagio a guardare un ragazzino di 8 anni, 9 anni che la canta, perché sa cosa vuol dire il testo, e quel testo è un testo da adulti, no? Certo. O guarda lui, non voglio sbagliare, chiuso, però quella è la forza di certe melodie, no? No, quello è un ritorno, secondo me, è un ritorno a una radice che negli ultimi anni si era un po' persa, un po' smarrita. Ora non lo so se tutti possono fare quel percorso, se tutti possono cantare quel tipo di pezzo e reggerlo, sì, però ti posso raccontare la mia storia personale, che è questa qua, perché c'è un abisso di differenza tra Attrazione fatale, Avvisa la mamma o Voglio parlare con te, certo, che però è la stessa gente che ascolta le due cose. Quindi questa è un'apertura mentale meravigliosa, secondo me, che agevola anche me, compositore, a scrivere delle cose che poi ho sempre avuto nel mio repertorio, cioè le grandi melodie, che non significa fare le grandi melodie per sempre, perché poi mi annoierei sinceramente, però sapere che posso riferirmi ai nuovi giovani
che oggi ascoltano me con queste canzoni mi aggrada, ti devo dire la verità. Allora, intanto tutte le canzoni che ha cantato le potete richiedere anche sulla nostra applicazione, finiscono in una classifica, la classifica si aggiorna di giorno in giorno, di minuto in minuto, e voi attraverso l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox la potete anche visualizzare, così controllate qualora voi siate patiti del mondo delle classifiche. E poi arriviamo alla fase finale, a proposito del fatto che io faccio amore con canzoni di Fiorellino, ma credo che stiamo veramente, c'è una fila di gente che fa amore con Fiorellino, e c'è una canzone con una parola che si ripete spessissimo ed è l'ultima melodia, l'ultima roba, insomma. Secondo me è una delle più belle proprio. Ecco, e qua ci facciamo male. Se Pino agevola, grazie Pino, prego. E l'interno tuo qual era? L'interno tuo qual era? Un numero della camera tu ricordi, no? Lo stesso tuo, non ti preoccupare, è sempre kill. Ma in danore mi scordo l'oro spugliante, non me ne importa se pure oggi tu spugliante. Sei la sua donna con te sto sbagliando, spugliando. Aiutami, mille promesse che l'ultima volta spugliando. Sono sempre stesso, non riesco a fare niente, perdendo. Quando ti vesti si asciutta una lacrima cuore. Salutami. Meraviglia. Come dici? Subito dagli a faccia. Meraviglia, meraviglia. Allora senti, tocca a te lo spot per l'applicazione, allora, stringete su Fiorellino. Cosa meravigliosa e unica, fino a mo' per la musica napoletana i marigliani si sono sempre dati da fare, stavolta si sono superati. Applicazione al momento solo per Android perché si stanno organizzando. Quindi andate sulle applicazioni di Android, trovate RTC Targato Napoli Jukebox, scaricatela, fate il download e ve la ritrovate sul cellulare. Andate lì dentro, selezionate l'artista e la canzone, fate ok, conferma e vi mettete un po' in attesa, specie in questi giorni, perché per fortuna stanno riscontrando un enorme successo e quindi le richieste sono tante. Però pensate, non andate il suo telefono, non dovete prodigarvi a fare null'altro che dal cellulare, dal tablet, selezionate la canzone e va a farne sentire fino a casa. Io credo che sia una grande idea e un sacrificio importante che stanno facendo per la musica napoletana i marigliani. RTC, Targato Napoli, Jukebox. Hai detto tutto, soltanto una cosa, è gratuito, non pagate. Ah, gratuito, certo. Mai trillato con l'economia, in caso mai guadagnasse una cosa, poi ce le avrà pure a noi. Torniamo, molto bene. Gratuito, è gratuito scaricare l'applicazione, ma è gratuito anche richiedere le vostre canzoni. Va bene. Fiore? Oh, stato buono, dici? No. Ah no, a me no, è stato buono. No, perché ogni volta che ti dico stato buono, poi non ci vediamo per 7 mesi, quindi nel tuo caso porta sfiga. Ma 7 è un numero fortunato. È come quando si rompe il vetro. Questo è un messaggio che mi stai lanciando? No, 7 mesi alzati, già mai con figli, ma già venire. Allora facciamo che ci vediamo. Ci vediamo quanto prima. Con tuo figlio. Assolutamente a luglio sì. ci vediamo. Assolutamente sì. Un bacio. Ciao, ciao, ciao.